Eder. Mech. Pallister. Se non fosse accaduto tutto ciò che conosciamo, domani, 16 aprile 2025. Catelia Mia Alvarez Kiklo, per tutti semplicemente Kata, soffierebbe le sue 7 candeline con il sorriso di una bambina circondata dall'amore della sua famiglia. Sarebbe il giorno di una festa semplice, con una torta colorata, qualche palloncino, e gli occhi emozionati di sua madre, Catherine. Invece, anche questo compleanno, il secondo consecutivo, trascorrerà nel silenzio assordante di un'assenza che pesa ogni giorno di più. Nata il 16 aprile 2018 in Perù, Kata è scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023, in un pomeriggio che sapeva già d'estate. Quel giorno indossava dei fuso rosa e una maglietta chiara. Da allora, il tempo si è fermato per la sua famiglia. Nessuna traccia concreta, nessun avvistamento verificabile, nessuna certezza, solo ipotesi, domande, indagini e, purtroppo, molto dolore. A quasi 2 anni dalla sparizione, che resta uno dei casi più oscuri e inquietanti degli ultimi anni in Italia, abbiamo provato a immaginare come potrebbe essere oggi il volto di Kata. Aiutati dalla tecnologia, grazie all'intelligenza artificiale, abbiamo generato un'immagine che restituisce una possibile proiezione del suo volto attuale, una bambina appena cresciuta rispetto a quella ritratta nell'immagine che ha fatto il giro del mondo. Treccine ordinate, sguardo luminoso e un sorriso che, col tempo, è diventato il simbolo stesso del mistero e della speranza, un volto ancora pieno di innocenza, con quei tratti inconfondibili che nessuno, in questi 22 mesi, ha potuto dimenticare. Kata viveva con la madre e altri familiari all'interno dell'ex Hotel Astor, un edificio occupato in via Maragliano a Firenze. Quel sabato di giugno, mentre la madre era al lavoro, a prendersi cura di lei erano 2 zii, Eibo Arenis Vasquez, fratello della madre, e Marlon Kiklo, fratello minore del padre, ed è proprio su di loro che, formalmente, si concentra l'attenzione della procura, che li ha iscritti nel registro degli indagati. Ma a distanza di quasi 2 anni, le prove concrete mancano, le indagini, anzi, si muovono nel buio. Nessuna traccia del DNA della bambina è stata trovata né nei borsoni e nelle valigie che si ipotizzava potessero essere stati utilizzati per trasportarla fuori dall'edificio, né sugli oggetti prelevati durante i sopralluoghi. Le telecamere dell'Astor non riprendono alcuna uscita della bambina dagli ingressi principali. L'unico filmato certo è quello delle 15:12, Kata scende le scale esterne dell'hotel. Dopo quel momento, il vuoto. Nessuna immagine successiva, nessuna testimone, nessun dettaglio utile. L'ipotesi più probabile è che la bambina sia stata portata via da uno degli accessi secondari dell'edificio, in particolare dal cancello posteriore di via Monteverdi, non sorvegliato da telecamere. Una mossa studiata? Un rapimento premeditato? Oppure un'azione impulsiva coperta da un muro di omertà? Subito dopo la scomparsa, furono moltissime le segnalazioni, tutte rivelatesi inutili. Alcune telefonate hanno assunto i contorni del macabro, come quella arrivata da un numero colombiano. Voci che si spacciavano per guerriglieri chiedevano un riscatto in cambio del rilascio della bambina, una truffa crudele. Un atto meschino di sciacallaggio che ha solo aggiunto dolore al dolore. La pista del rapimento è sempre rimasta in piedi, così come quella, mai provata, di una vendetta legata al racket delle stanze dell'ex hotel occupato. Proprio per questo è in corso un processo che vede coinvolto lo zio Eibo. In questi mesi sono stati ascoltati testimoni persino in Perù, ma nessuna delle piste finora battute ha portato alla verità. La sensazione, per molti, è che l'Astor continui a custodire il segreto di quella giornata, un segreto mai svelato, tra le mura di un edificio che sta per essere venduto all'asta, e che presto potrebbe tornare a nuova vita. In questa lunga attesa, c'è chi non ha mai smesso di cercare. La criminologa Stefania Sartorini, che da tempo affianca la mamma di Kata, ha voluto rivolgere alla piccola un messaggio commosso nel giorno del suo compleanno, un messaggio che è anche una promessa. È il tuo secondo compleanno lontano da casa, senza la tua famiglia, senza abbracci e senza candeline da spegnere, ma tu non sei sola, piccola. Io ti penso ogni giorno, come tanti altri che non ti hanno mai dimenticata.
Lavoro sul tuo caso da mesi, con la dedizione e la cura che ogni bambina merita. Non so dove ti trovi oggi, ma il mio impegno e quello di tanti altri non si fermerà finché non tornerai dove devi essere, tra le braccia di chi ti ama. Il tuo nome è diventato un simbolo di speranza, di giustizia, di lotta per la verità. E oggi, nel giorno in cui dovresti festeggiare la vita, siamo noi a fare un voto. Non smetteremo di cercarti, non smetteremo di parlarti, non smetteremo di credere in te. Ovunque tu sia, ti stiamo aspettando. Kata è diventata un simbolo, non solo di un mistero da risolvere, ma di un'infanzia spezzata, di una giustizia che fatica a trovare risposte, e di un paese intero che non vuole arrendersi. Ogni candela che non viene spenta è un richiamo a non dimenticare, ogni giorno che passa è un invito a non smettere di cercare, perché da qualche parte, là fuori, c'è una bambina che merita di tornare a casa, e noi, come il 16 aprile di ogni anno, continueremo ad aspettarla. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Sensivalocchi. Oggi è il compleanno di Mia Catalei Alvarez, la bambina scomparsa il 10 giugno di 2 anni fa da Novoli in Firenze. E niente signori, purtroppo quello che disse il Sensivalocchi quando andai il giorno dopo appunto la scomparsa di Cataleia, che mi regai sul luogo, ciò che dissi purtroppo trova una triste conferma. Ma da cosa me ne accorsi che il caso rimaneva insoluto? Perché all'esterno e all'interno dell'ex hotel Astor ho visto troppe divise, nel senso che quello è stato l'errore principale che poi ha caratterizzato tutta la storia, perché sono state sprecate energie per cercare qualcosa all'interno appunto dell'ex hotel Astor, qualcosa che non c'era, era stata già portata via. Ora gli inquirenti saranno stati anche sfortunati perché sono stati sicuramente chiamati in ritardo, però signori, l'errore che poi ha caratterizzato tutta questa storia è stato proprio il fatto di andare a cercare. E poi sono stati chiamati anche i cacciatori di Calabria che hanno sventrato da così l'hotel per cercare, e poi hanno detto che Catalei all'interno dell'hotel Astor non c'era, era stata già portata via. Ma se questo lo si riusciva a capire la sera stessa del fatto, forse gli inquirenti potevano essere più fortunati e risolvere il caso stesso quella sera. Purtroppo questo non è successo. Oggi, poverina, questa bambina festeggiava i suoi 7 anni, non lontana, perché da ciò che vidi la mattina dopo appunto il fatto che purtroppo già il pendolino mi dava segnali di morte, appunto, che Cataleia era stata assassinata. Purtroppo signori, ci sono casi e casi. Se gli inquirenti sono sfortunati, vanno incontro purtroppo a un muro di gomma. Sono passati 2 anni, non si è saputo più nulla, trascorreranno altri 2, altri 4, 6 anni e purtroppo non si saprà più nulla perché Cataleia è stata ammazzata il giorno stesso della scomparsa, ma non sicuramente è stata portata via dall'ex hotel Astor e purtroppo non si è saputo più nulla. Ora vorrei, se mi permettete, spendere una parola per ciò che è accaduto l'altra sera quando sono stato ospite della Zanzara. Io, il Sensivalocchi, non ha nulla
di personale nei confronti di Parenzo, di Davide Parenzo, del giornalista, ma io devo difendere la mia storia. Io ho una storia che dura 20 anni, dura da 20 anni. Io sono 20 anni che faccio il sensitivo e la mia, professione, chiamiamola così, non può essere denigrata o messa alla berlina da chi che sia. Per questo motivo io mi sono dovuto per forza difendere, che poi mi è dispiaciuto averlo trattato in quel momento, però signori, io devo difendere ciò che il Senziocchi, ha detto delle cose, lui non ci ha creduto, gli ho detto anche ho delle prove da portarti. Se il dottor Parenzo e Cruciani, dottor Cruciani vogliono, io sono disposto a fare una trasmissione seria, gli porto le prove di tutto ciò che ho fatto, tutto ciò che è successo. Però basta che non vengo né offeso, perché io non è che posso partire da Civitavecchia, andare a Roma allo studio della Zanzara e fare il zimbello di Parenzo. Un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni brutalmente uccisa nella sua villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Il caso continua a riservare colpi di scena. Oggi, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e nuovamente indagato per omicidio in concorso, è stato convocato dai Carabinieri di Milano per un ulteriore prelievo delle sue impronte digitali. Il secondo in pochi giorni. Intanto, i genitori di Chiara, Rita e Giuseppe Poggi, esprimono amarezza e scetticismo per quella che definiscono un'indagine già vista, volta, a loro avviso, solo a scagionare Alberto Stasi. L'ex fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto, secondo quanto riportato da Rai News e da un post su X del profilo @Rai News, Andrea Sempio, 37 anni, si è presentato questa mattina presso la caserma Montebello di Milano, sede della sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri, per sottoporsi a un nuovo prelievo delle impronte digitali. L'operazione, disposta dall'autorità giudiziaria, segue un primo accertamento analogo effettuato nei giorni scorsi e si inserisce nella nuova inchiesta avviata dalla Procura di Pavia, che vede Sempio indagato per omicidio in concorso con ignoti o, potenzialmente, con lo stesso Stasi. Le impronte saranno confrontate con quelle repertate sulla scena del crimine, tra cui quelle trovate su oggetti domestici come il dispenser di sapone nel bagno della villetta dei Poggi, mai attribuite con certezza. L'obiettivo è verificare se Sempio, amico storico di Marco Poggi, fratello di Chiara, possa essere collegato al delitto. Come suggerito dalle recenti analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già stato indagato tra il 2016 e il 2017 per lo stesso crimine, ma le accuse erano state archiviate dal GIP di Pavia, Fabio Lambertucci, che aveva definito inconsistenti gli sforzi della difesa di Stasi per individuare un colpevole alternativo. La nuova indagine, riaperta nel settembre 2024 dopo un pronunciamento della Corte di Cassazione, si basa su tracce genetiche ritenute compatibili con il profilo di Sempio. In particolare un cromosoma Y trovato sotto le unghie di Chiara, come confermato dai consulenti della Procura Carlo Previdera e Pierangela Grignani. Tuttavia, un secondo profilo genetico presente sullo stesso materiale biologico non è stato ancora identificato, e ulteriori analisi sono in corso su reperti mai esaminati, come frammenti di tappetini da bagno e confezioni di alimenti trovati nella villa. Nel frattempo, la famiglia Poggi vive con crescente frustrazione l'evolversi della vicenda. In un'intervista a Lanza, il loro legale, Gianluigi Tizzoni, ha riportato il sentimento di Rita e Giuseppe Poggi: non c'è un centimetro di questa vicenda che non sia stato esplorato. Abbiamo già vissuto 7 anni di processo.
È tutto un déjà vu. I genitori di Chiara, che continuano a risiedere nella villetta teatro del delitto, sono convinti che l'indagine su Sempio abbia un unico scopo: scagionare Stasi e trovare un altro colpevole, come dichiarato da Tizzoni. Per loro, la colpevolezza di Alberto Stasi, sancita dopo 5 processi e 2 assoluzioni, è fuori discussione, supportata, secondo il legale, da circa 40 magistrati che hanno confermato la responsabilità dell'ex fidanzato. L'amarezza della famiglia si è acuita dopo la decisione del GIP di Pavia, Daniela Garlaschelli, di accogliere, il 15 aprile 2025, l'istanza della procura di ricusare il genetista forense Emiliano Giardina, nominato per condurre un maxi incidente probatorio sul DNA di Sempio e su altri reperti. La procura ha contestato la partecipazione di Giardina, noto per il caso Iara Gambirasio, a causa di sue precedenti dichiarazioni in un'intervista alle Iene, ritenute pregiudizievoli per la sua imparzialità. La mossa ha sollevato critiche da parte di Tizzoni, che ha accusato la procura di temere il processo mediatico mentre diffonde dati oggettivamente scorretti sul DNA sotto le unghie di Chiara, sostenendo che tali tracce non siano definitive. La nuova inchiesta, coordinata dalla PM Valentina De Stefano e dall'aggiunto Stefano Civardi sotto la supervisione del procuratore capo Fabio Napoleone, si concentra non solo su Sempio ma anche su altri elementi sospetti emersi nel tempo. 3 brevi telefonate effettuate dal cellulare di Sempio verso casa Poggi il 4, 7 e 8 agosto 2007, quando Chiara era sola a Garlasco. Un biglietto di parcheggio presentato come alibi, ma smentito dai dati delle celle telefoniche, e la misura delle impronte di scarpe trovate nella villa, compatibili con quelle di Sempio. Tuttavia, la difesa di Sempio, rappresentata dall'avvocato Massimo Lovati, respinge le accuse. In un'intervista a Quarto Grado del marzo 2025, Sempio ha dichiarato di essere tranquillo con la coscienza e di non essere sorpreso dalla presenza di sue tracce nella villa, poiché frequentava spesso casa Poggi come amico di Marco. Non avevo nessuna relazione segreta con Chiara, ha ribadito, sottolineando il peso mediatico che lo ha costretto a prendere giorni di ferie dal suo lavoro in un negozio di telefonia a Montebello. L'incidente probatorio, iniziato il 9 aprile 2025 ma ora in attesa di un nuovo perito dopo la ricusazione di Giardina, rappresenta un passaggio cruciale: le analisi genetiche, che coinvolgeranno anche campioni biologici prelevati da Marco Poggi e da 2 amici non indagati, mirano a chiarire la compatibilità del DNA di Sempio con le tracce repertate e a identificare eventuali altri profili genetici. La procura ha inoltre disposto il riesame di materiali mai analizzati, come mozziconi di sigarette e fazzoletti sequestrati nel 2023 davanti a casa di un parente di Sempio, nel tentativo di ricostruire ogni possibile contatto con la vittima. Parallelamente, Alberto Stasi, detenuto a Bollate e in attesa di una decisione sulla sua richiesta di semilibertà, ha espresso tramite il suo legale, Giada Bocellari, fiducia nella giustizia, ribadendo la sua innocenza. La Procura Generale di Milano, tuttavia, ha proposto di rigettare la semilibertà a causa di un'intervista rilasciata da Stasi durante un permesso premio, ritenuta inopportuna. Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto in una villetta apparentemente cristallizzata senza segni di effrazione, continua a dividere l'opinione pubblica. Per gli inquirenti, Chiara conosceva il suo assassino, come suggerito dal fatto che aprì la porta in pigiama, ma mentre la famiglia Poggi chiede che si ponga fine a quella che considera una persecuzione giudiziaria, le nuove indagini su Sempio riaccendono il dibattito sulla verità di un caso che, a distanza di quasi 2 decenni, sembra lontano dall'essere risolto. Le prossime udienze e i risultati delle analisi genetiche saranno decisivi per il futuro del processo. Si è tenuta oggi, presso la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, un'ulteriore udienza del processo di secondo grado per l'omicidio di Saman Abbas. La 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. In aula, i riflettori si sono accesi sulle strategie difensive, con 2 punti cruciali emersi durante il dibattimento.
la richiesta di clemenza per lo zio Danish Hasnain, riconosciuto come collaborativo per aver indicato il luogo di sepoltura del corpo, e la strenua difesa di Nazia Shahin, madre di Saman, il cui legale insiste per l'assoluzione, sostenendo la sua estraneità al delitto. Il processo vede imputati i 5 familiari di Saman, i genitori Shabar Abbas e Nazia Shahin, condannati all'ergastolo in primo grado, lo zio Danish Hasnain, che ha ricevuto una pena di 14 anni, e i cugini Ikram Hijazi e Nomanulak, assolti nel 2023 ma contro cui la procura ha fatto ricorso. Il movente del crimine, secondo l'accusa, è il rifiuto di Saman di accettare un matrimonio combinato in Pakistan, un gesto che avrebbe rappresentato un disonore per la famiglia. Un elemento centrale dell'udienza odierna è stata la posizione dello zio Danish Hasnain. Il suo avvocato, Liborio Cataliotti, ha sottolineato il contributo offerto dal suo assistito alle indagini, evidenziando come Hasnain abbia indicato il luogo esatto dove il corpo di Saman fu sepolto. Un casolare abbandonato a Novellara, permettendo il ritrovamento dei resti nel novembre 2022, ha aiutato il processo. Questo deve essere preso in considerazione, ha dichiarato Cataliotti, come riportato da un post su X della testata 24 Emilia. La difesa ha ribadito che il ruolo di Hasnain resta ambiguo. Non è chiaro se fosse presente al momento dell'omicidio o sia arrivato successivamente, un dubbio che, secondo il legale, potrebbe giustificare una revisione della condanna. La procura, tuttavia, ha chiesto l'ergastolo anche per lui, insistendo sull'aggravante della premeditazione e sul suo presunto ruolo di esecutore materiale. Un altro momento clou dell'udienza è stato il tentativo del legale di Nazia Shahin di smontare l'accusa di omicidio, estradata dal Pakistan nell'agosto 2024 e presente per la prima volta in aula in questo processo d'appello. Nazia si è sempre proclamata innocente durante le udienze precedenti, in particolare quella del 20 marzo 2025. Aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando tra le lacrime: "Non sono stata io a uccidere mia figlia, se l'avessi vista in pericolo l'avrei difesa, perché sono la mamma". Oggi, il suo avvocato, Simone Servillo, ha insistito sull'assoluzione, sostenendo che non ci siano prove dirette della sua partecipazione attiva al delitto. Ha contestato la narrazione dell'accusa, che dipinge Nazia come mandante insieme al marito Shabar, e ha chiesto alla Corte di rivalutare le testimonianze, in particolare quella del figlio minore Ali Haider, che aveva collocato i familiari sulla scena del crimine. La procura, al contrario, ha ribadito la richiesta di ergastolo, sottolineando il ruolo di Nazia nell'inganno che avrebbe condotto Saman verso la morte. Come evidenziato dalle immagini delle telecamere che la mostrano accompagnare la figlia fuori casa la sera del delitto, l'udienza si è svolta in un clima teso, con tutti gli imputati presenti in aula, seduti vicini a causa della nomina di un unico interprete. Come deciso dalla Corte presieduta dal giudice Domenico Stigliano, Shabar Abbas, padre di Saman, ha mantenuto la sua linea difensiva, accusando lo zio e i cugini e negando ogni coinvolgimento, mentre i cugini, assolti in primo grado, restano sotto scrutinio dopo il ricorso della procura, che ne chiede la condanna all'ergastolo per concorso in omicidio. Le indagini si basano su prove indiziarie, tra cui il video delle telecamere che mostra Saman uscire di casa con i genitori e non fare più ritorno, e la testimonianza del fratello Ali Haider, che ha descritto il coinvolgimento dei familiari, pur con alcune incertezze durante l'udienza del 6 marzo 2025. La Procura Generale, rappresentata dalla sostituta procuratrice Silvia Marzocchi, ha insistito sulla premeditazione, descrivendo il delitto come una condanna a morte orchestrata dall'intera famiglia per punire la ribellione di Saman, che desiderava vivere liberamente e proseguire la sua relazione con il fidanzato Saqib. L'udienza odierna non ha portato a decisioni definitive, ma ha messo in luce le strategie contrapposte delle difese. La collaborazione di Danish Hasnain potrebbe influire sulla sua posizione, mentre la richiesta di assoluzione per Nazia Shahin appare più complessa, data la mole di indizi che la collocano al centro della vicenda. La Corte ha già ammesso nuove prove,
come l'escussione dell'archeologo forense Dominic Salsarola per chiarire le modalità di occultamento del corpo, e si prevede che le prossime udienze, a partire da quella già calendarizzata per il 24 aprile 2025, saranno decisive per valutare eventuali ribaltamenti della sentenza di primo grado. Il caso di Saman Abbas continua a tenere alta l'attenzione, non solo per la gravità del delitto ma anche per il suo significato più ampio. Una giovane donna uccisa per aver rivendicato la propria libertà. Mentre la giustizia cerca di fare chiarezza, la comunità di Novellara e l'opinione pubblica attendono risposte che possano rendere giustizia alla memoria di Saman. Un macabro ritrovamento ha sconvolto il quartiere Oreto di Palermo nel pomeriggio di oggi. Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo in via Vincenzo Mortillaro, tra via Perez e via De Borg. Le autorità, intervenute prontamente, hanno classificato il decesso come morte violenta, aprendo un'inchiesta che al momento non esclude alcuna ipotesi, omicidio o suicidio. Il corpo è stato scoperto dopo una segnalazione, probabilmente da parte di un vicino, che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, insieme a diverse pattuglie dei carabinieri. Presenti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche, incaricati di raccogliere prove sulla scena, e il medico legale, che ha effettuato un'ispezione cadaverica preliminare per accertare le cause della morte. L'appartamento, posto sotto sequestro, è ora al centro delle indagini. La vittima, un italiano di 51 anni la cui identità non è stata ancora resa nota, viveva sola ed era descritta dai vicini come una persona estremamente riservata. Era schivo, lo vedevamo raramente, stava per conto suo, ha raccontato una condomina, visibilmente scossa. Questo isolamento potrebbe complicare la raccolta di testimonianze utili, ma gli inquirenti stanno già interrogando i residenti e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona. Le prime informazioni parlano di un decesso causato da un evento traumatico, ma la dinamica resta incerta. Gli investigatori stanno valutando due piste principali. Un omicidio, che implicherebbe la ricerca di tracce di un aggressore o segni di effrazione, oppure un suicidio, che richiederebbe conferme su eventuali segnali di disagio psicologico della vittima. L'autopsia, attesa nei prossimi giorni, sarà cruciale per determinare l'ora e la causa esatta del decesso. Oltre a chiarire se le lesioni siano compatibili con un gesto autolesionistico o con un'aggressione, il quartiere Oreto, solitamente tranquillo, è sotto shock. Non ci aspettavamo una cosa del genere qui, ha commentato un residente. Le indagini procedono a ritmo serrato. La SIS sta analizzando ogni dettaglio nell'appartamento, da impronte digitali a possibili tracce biologiche. Mentre i carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare contatti o eventi significativi, il rigore investigativo, con il coinvolgimento di esperti forensi e medico legale, richiama altri recenti episodi di cronaca nera a Palermo, come l'omicidio e suicidio di via Notarbartolo del 2024 o l'omicidio di Partinico del marzo 2025. In attesa dei risultati delle analisi, il mistero di via Mortillaro tiene col fiato sospeso la città, con la speranza che la verità emerga presto. Le indagini proseguono, e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Potrebbe non essere andata come si crede tutta la faccenda. Io aspetto qualche giorno per sapere delle novità importantissime. Dove Liliana è stata trovata? Sulle modalità con le quali lei è stata presa, e pestata ed uccisa. È una cosa che deve rimanere segreta. Sebastiano è stato indagato, ha chiesto asilo politico ad un suo amico ed è sparito. Questo doveva essere fatto 3 anni fa o più, non solo con lui ma con tanti altri, probabilmente io compreso. Siamo in ritardo di 3 anni, invece la procura ha lavorato 1 anno e mezzo per tentare di convincerci che lei si è suicidata, ed era una cosa nella quale non credevamo nessuno. Effettivamente tutti aspettavano che fosse indagato. Fosse indagato, che fossero fatte indagini, non voleva dire che lui doveva essere indagato, potevo essere indagato io, Sergio, tutti. L'importante è che vengano fatte indagini per omicidio. Questo è un omicidio, è palesemente un omicidio. Tutto
premeditato, tutto, anche il fatto che doveva succedere quella mattina. Sebastiano sa perfettamente cosa è successo a Liliana. Non ha parlato per non tirare e implicare altra gente dentro. Una persona sola non poteva fare tutta quella messa in scena che è stata fatta da più persone, almeno 2 se non 3. Io mi sento responsabile del fatto di non aver capito prima che purtroppo Liliana poteva essere in pericolo. Però c'è anche la possibilità che Sebastiano sia totalmente innocente, si sia messo a raccontare stupidate solo perché voleva diventare un personaggio famoso. Forse sarei il primo a essere contento nei suoi confronti, però allora deve dirci, lui che lo sa, cosa è successo a Liliana. Ci potrebbe essere anche una figura sconosciuta, un sicario. Sconosciuto a lei, no? A Sebastiano. Sebastiano lo sa, lui sa tutto, basta farlo parlare. Intanto Sebastiano, per festeggiare l'avviso di garanzia, è andato a farsi un bel viaggetto. Se è libero di farlo, se n'è andato. Io pensavo che un avviso di garanzia come quello che ha ricevuto gli impedisse di quantomeno di lasciare la provincia o l'Italia, o se no se ne va in giro per il mondo libero. Se nessuno glielo impedisce, why not? La questura 3 anni fa doveva indagare una decina, probabilmente dico io, di persone e fare delle ricerche serie anziché quelle che sono state fatte, per vedere non solo gli alibi, come Sebastiano ha detto da subito: io ho un alibi perfetto. Io non avevo nessun alibi, per esempio, perché non mi serviva. Che cavolo di alibi mi serve? Io sono attaccato al mio telefono e alla mia macchina. La macchina c'ha il GPS e il telefono alle celle, per cui in ogni momento, adesso compreso, il mondo sa dove sono. Cos'è che devo nascondere? Dal primo minuto quello che ha dato più da pensare anche per il discorso della corda è sempre stato il figlio di Sebastiano Piergiorgio. Ma non solo lui, la procura doveva interrogare, cioè controllare i movimenti di tutti quelli che giravano attorno a Liliana, per cui io per primo, il fratello e la cugina. Non c'era un grande rapporto tra Liliana e Piergiorgio. Quando Piergiorgio chiedeva soldi le rispondeva: vai a lavorare. Poco più di zero, da quello che so, cioè non si frequentavano per niente, era un tacito accordo di ignorarsi praticamente. Il figlio si è presentato al matrimonio del papà in bermuda e canottiera perché subito dopo doveva andare al bagno, punto. Questo è il matrimonio di Liliana col papà di suo figlio. Poteva andare diritto al bagno, era meno peso. Il loro idillio, di cui tanto parlavo all'inizio, è stata una delle molle che mi hanno spinto ad intervenire, altrimenti me ne sarei rimasto in un angolo zitto senza farmi vedere proprio né sentire da mass media eccetera. Lui raccontava un sacco di frottole, ma proprio un sacco, riguardanti il non abbiamo mai litigato, ed è stato dimostrato ieri dalla vergatrice quanto questo era una mastodontica palla, perché litigavano e come. Hanno litigato la sera prima di appena venuti via da l'ultima cena, purtroppo per lei. Hanno litigato con ogni probabilità tutta la notte, perché lui ha detto ha pianto tutta la notte. Allora una che piange tutta la notte lo fa per sport? Domanda. E non è escluso che abbiano litigato anche la mattina, perché continuava il malessere della sera. L'amore tra di loro era scomparso da almeno 5 anni, se non più, proprio scomparso. Lei chiedeva, non a caso, letti separati in camera, per capirci. Di tutto questo noi ne parlavamo, per cui adesso può chiedere aiuto all'angelo finché vuole, vediamo se l'angelo risponde. Lei del figlio di Sebastiano non intendeva parlare proprio, perché i rapporti erano, a dire freddi, è un eufemismo, punto. Il figlio di Sebastiano aveva detto al papà, ed anche questa è una storia risaputa, che la figlia, cioè la nipote di Sebastiano, aveva espresso il desiderio di avere un iPhone di regalo per le prossime festività di Natale. Siccome era una cosa che valeva qualche 1.400, mi sembra, e lei semplicemente le ha detto che gliela compri il nonno, punto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.